Scatman's World. Wow 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 amici del grande wrestling, un saluto dal Cumendone veneziano, siamo su WWE 13 Pay Per View Royal Rumble. Ragazzi, diciamo il mese in preparazione della Royal Rumble perché non c'era nessun match per il Cumendone. Il Cumendone è cambiato molto dall'ultimo video, adesso vediamo. Intanto vediamo sto Pay Per View. Santino Marella, Christian Intercontinental Champion, vince ancora Marella. United States Champion, finalmente risolto il problema. Adesso non ho più da affrontare il titolo degli Stati Uniti e il tag team. Triple H, Brodus Clay, attenzione! The Game perde il titolo proprio nella Royal Rumble e proprio contro Brodus Clay, incredibile. Divas Championship, Trish Stratus, Nikki Bella. Perde anche Trish, pazzesco. World Heavyweight Champion, Hulk Hogan, The Rock e Edge. Attenzione! Hulk Hogan ha perso la cintura dopo 50.000 settimane. Ha vinto Edge. Tag team, primo epico, Bret Hart, Hulk Hogan. Ancora primo ed epico. Titolo WWE, Hell in a Cell. Shawn Michaels, Kumenda, veneziano. Andiamo. Esperienza match normale, sarà un match un po' diverso. Il Kumenda è cambiato molto, ragazzi. È passato dalla parte dei cattivi dopo la sconfitta nell'ultimo pay per view in maniera clamorosa. Si è rotto i coglioni di essere buono il Kumendone. Hell in a Cell. Ed entra il ragazzo che spezza i cuori, Shawn Michaels, il campione WWE. Grande Shawn Michaels, ragazzi. E adesso, ragazzi, entra il Kumendone con la nuova divisa. Vai, ragazzi. E con una nuova entrata. Eccolo qua, ragazzi. Cattivo. Troppo cattivo il Kumendone. Ok. Il Kumendone è pronto a riprendersi la cintura WWE. Il Kumendone ha detto a Vince McMahon che vuole riprendersi la cintura. Vai. Kumendone veneziano, vai. The 5-ton Hell in a Cell surrounds the ring. The competitors are locked in. No, merda, calma, calma, calma. Grande Kumendone, no. Attenzione, Shawn Michaels è partito alla grande, Shawn. Attenzione, Shawn Michaels è partito veramente alla grande. Vai Kumendone, vai Kumendone, no. Bravo Kumendone. Dai che siamo forti lo stesso. Grande Kumendone, grande cazzo. Calma. Aia, qua Shawn Michaels ha fatto una bella mossa. Cazzo. Vaffanculo. Grande Kumendone. Grande Kumendone, molto molto bene. Aia. Ritorna Shawn Michaels, attenzione. Ma porca puttana.
Momento difficile per il Kumendone. Sloppy move like that. That chop turning his chest to deep purple. Ma porca puttana, Shawn Michaels va a cagare, va. Va a cagare, Shawn. Planted into the floor off that pile driver. And he's forced back in the ring. Shawn Michaels non mi lascia un minimo di tregua, And we're going back between the ropes. Bravo Kumendone, finalmente. Teed right on his face. Nice catch. Ma Shawn Michaels ancora contromosso di Shawn. Michaels. Bravo Kumendone. Apparent. He's spending more time outside the ring than in it. Grande Kumendone. Powerful slam. Oh, man. Bravo veneziano, bravo veneziano. Surroundings proved to be an offensive ally. Il Kumendone scatenato. Kumendone scatenato, adesso che è passato tra i cattivi. È ancora più incazzato di prima. And the knuckles connect. Intercepted. Merda, merda. Vaffanculo Shawn. A suplex like that takes a lot of power and delivers a lot of impact. Va a fare in culo Shawn. So crafty in these types of. And, this isn't right. But it's Aia, adesso Shawn Michaels si è scatenato, non riesco più a difendermi. and we're going back into the ring. And this is going to return to the ring. Shawn Michaels è forte, ragazzi. Grande Kumendone. Contromossa veneziana. That was an impressive Ma per andare su, come devo fare con la Hell in a Cell? Boh. Ow, hard kick to the ribs. At this point, what does Shawn Michaels need to do? Bravo. Shawn Michaels, who's had a history of back E vaffanculo. any better at whoa, those steps being used as a weapon. Buttalo giù. Grandissimo Kumendone. And there's another battering ram-like shot with those heavy steps. Molto bene Kumendone, molto bene. Caught the leg. Aia. Ow. Vaffanculo Shawn Michaels. Shawn Michaels possesses an excellent ground game. Well, to be fair, there isn't much that Shawn's not great at. È ancora contro il palo. Aia. First into the steel post. Le è dura ragazzi, è molto molto dura. Just shattered. Oh man. Questo pay per view. Comeback. E ragazzi il Kumendone ha cambiato mossa finale. Pedigree. Pedigree veneziana. Pedigree veneziana. Segno. No, niente da fare. Shawn Michaels recupera. Ma la pedigree del Kumendone è stata devastante. No, adesso però. Opportunity is closing fast Merda. for HBK. Michaels from behind. Il Kumendone. And a jaw-jacking punch. There's the close. Il Kumendone è scatenato. Oh, right to the gut. Spear! 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 Down hard. And again he exits the ring. And now it is Vieni qua, Shawn. Don't waste time. Dai che hai vinto, dai che ritorniamo a essere campioni. He's putting those edge. E pedigree, seconda pedigree veneziana. Pedigree! Bye bye Shawn. Bye bye Shawn. 1, 2 e 3. Siamo tornati campioni al pay per view Royal Rumble. They mesmerized the WWE Universe in that match. And here are just some of the highlights. Grandissimo Kumendone. Il Kumendone è passato coi cattivi, ma è sempre il più forte. New champion. Grande Kumendone, grandissimo Kumendone. To be stunned and astonished. Adesso c'è la Royal Rumble, però la vorrei fare. Controlliamo una curiosità però, perché ho sentito il pubblico comunque esultare tanto. Io ho messo reazione folla negativa, vabbè. Ok.
Io però la Royal Rumble voglio farla lo stesso, cazzo, anche se... Guarda quanti titoli sono cambiati, ragazzi. Io però voglio lo stesso partecipare alla Royal Rumble. Partecipiamo lo stesso, chi se ne frega. Vai di Royal Rumble, eccola qua la no. Ah, che bella Lita, mamma mia, che mona. Il Comendone vuole partecipare lo stesso anche se è campione WWE. Perché è troppo bella, ragazzi, la Royal Rumble è la cosa più bella del wrestling, secondo me. Quindi la voglio fare, punto. Vediamo chi saranno i primi due. Oh, ancora JBL, che sfiga. Come nella passata Royal Rumble. Era il secondo. Molto sfortunato, JBL. Pap, parapap. Pa, parapa, pa. Vai di JBL. E The Rock. Io voglio vincere, almeno una Royal Rumble la voglio assolutamente vincere. Parapapapa. Vai. E adesso inizia la Roy's the Rumble. Is a baby Roy the Chumble. Royal Rumble. Vai. JBL, The Rock, i primi due. The Rock è chiaramente favorito per questa Royal Rumble. Grande The Rock. Ma JBL non è comunque un avversario semplicissimo. Eccolo qua il numero 3. E con il numero 3 Chris Jericho. Un altro grande Jericho. Doppia mossa di The Rock e Chris Jericho. Adesso vanno Jericho contro The Rock. Attenzione, rischia subito Jericho. Attenzione in due, appena entrato Jericho rischia subito di uscire. Attenzione, attenzione. Subito fuori Jericho. Mamma mia, adesso entra il numero 4, ragazzi. Tanto Jericho è fuori. Jericho è fuori. Jericho is out. E con il numero 4 Brock Lesnar. Ricordiamo che il campione in carica della Royal Rumble è Hulk Hogan, che ha perso per la cintura proprio questa sera. Ha chiuso il ciclo, iniziato con la Royal Rumble, finito con la Royal Rumble. Attenzione, attenzione, The Rock prova a liberarsi, ma JBL è bello carico. Intanto il Brocca sta là a riposarsi. Occhio al Brocca che è bello cattivo il Brocca. Adesso ragazzi è sfida tra Brock Lesnar e JBL, il numero 5. Speriamo di entrare tanto tardi, ragazzi. 2, 1. Attenzione, Hulk Hogan. Stavolta non è stato fortunato Hulk Hogan, è entrato troppo presto. Sarà molto dura per lui vincere la Royal Rumble. Parapapa. Attenzione, The Rock contro Hulk Hogan e Brock Lesnar contro JBL, scusate raga. Attenzione, il Brocca rischia, ma attenzione, The Rock involontariamente attenzione, il Brocca può essere eliminato. Il Brocca può essere eliminato. Attenzione, JBL scatenato, ma Brocca tira un missile a JBL. E dall'altra parte invece The Rock, Hulk Hogan. Attenzione, il numero 6 adesso, il numero 6. Il numero 6. Kurt Angle.
Attenzione, rischia tantissimo Jericho. No, scusate, JBL. You suck. E JBL è fuori. Hulk Hogan è forte, Ha tenuto la cintura per un anno praticamente. Grandissimo. Attenzione, Kurt Angle vuole buttare fuori subito Hulk Hogan, ma Hulk Hogan si difende. Hulk Hogan è troppo forte, ragazzi. Però è entrato troppo presto. Dall'altra parte c'è Brock a The Rock. Grandissimo, ancora Hulk Hogan. E Brock è fuori. Il Brock è fuori. Boato del pubblico, non si capisce il perché. Boato del pubblico. Con il numero 8. Con il numero 8, ragazzi. Batista. Batistone, ragazzi. Mamma mia, che atleti sul ring, che atleti. E ancora Hulk Hogan fa quello che vuole sul ring, ragazzi. Questo rischia di rimanere tanto, Ok, adesso Batista contro The Rock. Mamma mia, che sfide. The Rock rischia, adesso ancora si salva The Rock. The Rock è stato il primo a entrare, ricordiamo, insieme al JBL. Ancora Batista ci prova. Batista ci prova, l'animale ci prova. Adesso il comandone deve entrare per ultimo, cazzo. E Hulk Hogan fa un suplex a Kurt Angle dall'altra parte. Batista manda a fare in culo The Rock. Eccolo qua, un altro. Vediamo il prossimo, ragazzi. Per me il prossimo è Goldberg, non so il perché ma me lo sento. Kurt Angle fuori intanto. Chi è entrato? CM Punk! CM Punk! Bellissimo. Grande CM Punk. È un po', ragazzi, in questa universe è un po' in difficoltà. Non ha più vinto molto il grande CM Punk. Allora, da una parte, ragazzi, Batista e The Rock, dall'altra CM Punk e Hulk Hogan. Grandissimo CM Punk, è partito alla grande. Best in the world. Attenzione, rischia Batista. Batista rischia ma si salva. Vediamo il prossimo, ragazzi. Magari Undertaker. E invece no, è Daniel Bryan. Yes, yes, yes. Attenzione, sangue per The Rock. Sangue per The Rock, non ce la fa più The Rock. Non ce la fa più The Rock. Batista scatenato. Attenzione, è entrato anche Daniel Bryan, ha scatenato anche lui. The Rock non ce la fa più, ragazzi. The Rock è finito. The Rock è finito. The Rock è finito. Attenzione che Daniel Bryan adesso colpito da Hulk Hogan. Adesso rischia anche Batista, però rischia anche Hulk Hogan. Eccolo qua che rischia ma si salva. The Rock non ce la fa più, sta zoppicando. Il prossimo, Dolph Ziggler. Certo che The Rock si sta salvando in maniera incredibile, però è distrutto. Attenzione, Hulk Hogan prova a buttare fuori Daniel Bryan. Vediamo se Hulk Hogan fa un altro miracolo. Daniel Bryan si salva tranquillamente. The Rock è finito, ragazzi. È finito. Attenzione, Dolph Ziggler prova a buttare fuori The Rock. E invece no. Non si capisce il perché, ma Dolph Ziggler ha la pietà di The Rock. Daniel Bryan tenta di buttare fuori Hulk Hogan, ma è impossibile. Hulk Hogan è troppo forte. Fuori Dolph Ziggler subito, ragazzi, incredibile. Vergognoso Dolph Ziggler, troppo scarso.
Attenzione al Kogan, butta fuori Daniel Bryan, incredibile. Daniel Bryan infuriato. Anche CM Punk rischia il Kogan, è un po' forte, ragazzi. Meno male che è entrato prestissimo. Attenzione Battista, prova. Ah, madonna, The Rock è proprio morto, è ufficiale. Ancora The Rock con la forza dell'ispirazione, prova a far male a Battista. Hulk Hogan invece sembra ancora perfetto dopo tantissimo che è sul ring. Circa 10 minuti ormai. Attenzione, CM Punk, grandissima mossa di CM Punk. Oh, The Rock ha 7 vite, ragazzi. The Rock ha 7 vite. Vediamo il prossimo. Il prossimo è 1 Christian. È entrato Christian, ragazzi. Intanto The Rock è ancora sul ring, incredibile. Grandissimo The Rock che zoppica vistosamente. Sì, attenzione, CM Punk vuole buttare fuori al Kogan. Attenzione, momento chiave del Royal Rumble. Momento chiave. Attenzione CM Punk. Attenzione CM Punk, lo butta fuori, no, si salva il Kogan, si salva. Che bava di Hulk Hogan, porca mignotta. Ancora CM Punk, grande mossa. Attenzione, The Rock è fuori. Ciao The Rock. Santino Marella fiore, intanto Marellone. Attenzione, fuori anche Hulk Hogan. Il campione uscente della Royal Rumble è fuori. Tantissimi colpi di scena. Attenzione Battista, vuole buttare fuori Christian. Attenzione, Christian rischia. È molto più fresco di Battista, ma rischia. Santino Marella contro CM Punk, la vedo brutta per Santinone Marella. Attenzione, intanto Battista. Ciao Christian. Mamma mia. Tantissime eliminazioni. Santino vuole fare male a CM Punk, intanto Battista si fa le pippe. Battista vuole buttare fuori subito Santinone. E Santino se ne va subito, ragazzi. Sono rimasti in 2. Battista e CM Punk vuole buttare fuori Battista, ma Battista recupera. John Cena. Anche John Cena un po' in ombra in Star Universe. Eccolo qua. Io John Cena. È entrato John Cena, ragazzi. Attenzione CM Punk, contromossa di CM Punk. Sta facendo una bella Rumble, CM Punk e anche Battista. John Cena si libera bene, tranquillamente, però. Grande John Cena e Battista, si vuole riposare un po'. Tutti contro CM Punk adesso. Battista in difficoltà adesso, vediamo il prossimo, speriamo non sia il Comendone. Stavolta sono stato comunque un po' più fortunato rispetto all'altra volta, anche se non ci voleva tanto. Kane, ragazzi, l'è entrato Kane. CM Punk si salva. Sangue per CM Punk, ragazzi. È entrato Kane, un altro pezzo da 90. Ecco Kane. Mamma mia che bomba John Cena. Battista vuole buttare fuori CM Punk. Attenzione Battista. Ciao CM Punk. Battista grandissima Royal Rumble.
Attenzione, John Cena contro Kane, John Cena contro Kane. Kane si salva. Meravigliosa Royal Rumble, ragazzi. E la vuole vincere il Cumendone. Ancora John Cena, Kane, Battista si riposa e fa bene Battista. Randy Orton. Attenzione, John Cena rischia adesso, John Cena rischia. Intanto è entrato Randy Orton, ma John Cena si salva ancora. Ancora John Cena che rischia. Ancora Cena che rischia con Randy Orton appena entrato, che vuole subito dimostrare di essere un grande. Attenzione, yo John Cena. Intanto Battista è ancora sul ring. Ancora John Cena che rischia, ancora John Cena che si salva, però Randy Orton adesso vuole ammazzare John Cena di pugni. Ancora il grandissimo Battista. Attenzione, ancora Randy Orton vuole buttare fuori John Cena, adesso rischia tantissimo Cena. Intanto è entrato Rey Mysterio e John Cena è fuori. John Cena, no, ancora no, John Cena si salva. John Cena si salva e chiede time out. Incredibile. Kane è fuori intanto, ragazzi, Kane è fuori. Adesso rischia Battista, adesso Battista rischia veramente perché è dentro da 52 anni, quindi Battista rischia tantissimo adesso. Battista è fuori, al 90%. Battista invece mantiene la posizione ed è ancora nel ring. Grandissimo Battista. Battista è fuori, forse adesso se Randy Orton fa la mossa finale, ma invece si salva ancora Battista. John Cena sta già zoppicando, ragazzi, problemi per Cena. Attenzione, Shawn Michaels. È entrato Shawn Michaels. Ha appena perso la cintura col Cumendone, ma è pronto a fare bene alla Royal Rumble, uno specialista Shawn Michaels. Attenzione, rischia Rey Mysterio, ma si salva. Shawn Michaels e Rey Mysterio. Forse però voglio entrare, ragazzi, sono stufo di guardare. Attenzione, Rey Mysterio contro Shawn Michaels. Intanto John Cena scaraventa Randy. Battista è ancora dentro, comunque il migliore finora di questa Royal Rumble. Complimenti a Battista. Attenzione, Randy Orton rischia con John Cena. E intanto ne entra un altro. Attenzione, rischio clamoroso. E Randy Orton è fuori, invece no. Alberto Del Rio. È entrato Del Rio, ragazzi. Quanto mi sta sui coglioni Del Rio. Attenzione, ancora John Cena con Randy Orton. Vediamo se stavolta ce la fa John. E ancora no, ragazzi, Randy Orton ha 7 vite. E Battista ha ancora la forza di fare suplex su l'appena arrivato Del Rio. Incredibile. Ai. Shawn Michaels con Rey Mysterio, intanto John Cena, Randy Orton e Del Rio con Battista, ma ci sono cambiate le coppie. Battista contro Rey Mysterio. Rey Mysterio è troppo in difficoltà, ragazzi, alla fine è piccolino Rey. Suplex di Shawn Michaels intanto su Alberto Del Rio. Adesso sta rischiando Randy Orton. John Cena prova a buttarlo fuori. John Cena fuori Randy Orton. Grande yo-yo. Comunque il migliore di questa Royal Rumble finora è l'animale. Grande Battista. Attenzione Del Rio contro mossa su Shawn Michaels. Rey Mysterio è già distrutto, povero Rey. Battista è veramente incredibile, Battista è incredibile, volevo tentare di buttare fuori Shawn Michaels. Attenzione, ed è fuori Shawn Michaels. Battista ha fatto veramente una strage.
Ed è fuori anche Del Rio. Pazzesco. È fuori Del Rio. Cosa ha fatto Rey Mysterio? Una magia degna di Harry Potter. E ancora Batista. Sono rimasti in 3. Adesso vediamo i prossimi. Tanto il Comendone non entra più qua, anche John Cena però sembra in forma. Vogliono vincere tutti i Royal Rumble, ragazzi. Grandissima mossa di Rey Mysterio. Piccolo, ma tanto Rey sta giocando molto meglio rispetto alla Royal Rumble passata. Rischia John Cena adesso, Where is the Big Show? E anche Big Show. E John Cena rischia. John Cena è fuori, no. John Cena si salva. Ed è entrato Big Show, ragazzi. Quanto vorrei vincere la Royal Rumble, ragazzi. Io adoro la Royal. È entrato Big Show, ragazzi. Questo è duro da spostare, Come nella passata Royal Rumble, Big Show è uno che rischia di vincere. Però che stavolta non è entrato proprio tra gli ultimi. A metà strada, ragazzi. Intanto sangue per Rey Mysterio. Comunque Batista, ragazzi, ha fatto veramente una Royal Rumble meravigliosa. Un Batista spettacolare. Rey Mysterio se ne va, invece no. Anche Rey Mysterio sta tenendo bene. Big Show tenta di buttare fuori John Cena intanto, ma anche John Cena si difende. Il prossimo Booker T. Booker T, Big Show rischia. Se Batista butta fuori anche Big Show, che Batista è dentro 2 ore, veramente è impossibile. Saka! Guarda che Rey Mysterio come sta andando, mamma mia. Grande Batista. Ma Big Show si salva tranquillamente. Batista è finito, ragazzi, Batista è finito. Ma entrerà nelle annali di questa Royal Rumble. Attenzione, eccolo qua, Batista se ne va. No, si salva Batista, ma adesso forse no. Big Show. Ciao Batista. Grande Where is. Grande Big Show. Vediamo il prossimo. 3, 2, 1. Stone Cold Steve Austin, altro veramente esperto della Royal Rumble. E qua siamo nella fase finale, ragazzi. Siamo nella fase finale. Stone Cold Steve Austin. Fuori Rey Mysterio. Big Show ne ha buttati fuori 2 in pochi minuti. Attenzione. Fuori anche John Cena, grande Booker T. Madonna, Big Show, super mosso su Stone Cold. Ne sono rimasti 3, ragazzi. Vediamo il prossimo. Forse sarà il Comendone, chi lo sa. 3, 2, 1. Oddio, ragazzi, non c'era nella passata Royal Rumble perché era campione. È entrato Triple H. E adesso sono dolori, ragazzi. Sono dolori con The Game. È entrato un pezzo da 1000, non un pezzo da 90. Grande mossa di Booker T. Stone Cold, Triple H, Big Show, Booker T. Queste sono le coppie, ragazzi. Attenzione, Stone Cold vuole fare il colpaccio. Buttare fuori The Game subito. Stone Cold è un esperto della Royal Rumble, la Triple H è forte, ragazzi. Vediamo il prossimo. 1. Attenzione, è entrato l'Undertaker e ci sono pezzi da 90 proprio alla fine. Attenzione.
Undertaker è pericolosissimo. Su Triple H rischia ma si salva subito. Secondo me tra tutti il più scarso è Booker T, ma gli altri sono qualcosa di schifosamente forte. Adesso è duro buttare fuori questi. Beh, Undertaker ragazzi così è entrato tardi. Undertaker è un possibile vincitore, e anche Triple H, e anche Big Show, e anche quasi tutti praticamente. Guarda Big Show che forte che è. Grande suplex di Triple H. 4, 3, 2, 1. Attenzione, Bill Goldberg. Oddio, è entrato anche Goldberg adesso. No ragazzi, sono troppo forti. Comunque il comandone entra tra gli ultimi, un po' di fortuna finalmente. Mamma mia, è entrato Goldberg nello stesso ring. Goldberg, Triple H, Undertaker, Big Show e Stone Cold. Io non ho parole. Adesso sarà dura spostarli, tanto sangue per Big Show. Booker T rischia, è il più scarso di tutti, ma ancora si salva. Grande Goldberg su Big Show. Triple H rischia adesso, Triple H rischia. Attenzione a The Game che rischia. E The Game forse è fuori, no, si salva. Ma ancora Stone Cold che ci prova. Ancora Stone Cold e Triple H è fuori. Anche Goldberg rischia. Attenzione anche Goldberg subito fuori, sarebbe clamoroso. Goldberg Triple H fuori subito, Si è salvato Goldberg, ma ancora Booker T. La seconda volta forse può andare fuori Goldberg. E Goldberg è fuori forse. Mamma mia, Goldberg si salva per miracolo. E Stone Cold è fuori, grandissimo Big Show. Clamoroso, anche Stone Cold fuori, Triple H e Stone Cold fuori. Adesso Goldberg si è salvato prima, secondo me anche Goldberg è un possibile vincitore. Anche se Big Show, ripeto, è durissimo da spostare perché è pesantissimo. E Booker T si difende bene. Il comandante non entra più. Attenzione Big Show. Grande Goldberg. Booker T prova a buttare fuori di Undertaker. Questo è sarebbe veramente clamoroso ragazzi, infatti. Booker T rischia. Goldberg fa una cosa incredibile. Fuori Booker T, grandissimo Undertaker. Ragazzi, è entrato il comandone. E se ho fatto i conti giusti dopo ne mancano 5. Sono il 25esimo, teoricamente. Eccolo qua ragazzi. Eccolo qua il comandone, che è passato tra i cattivi. Ho una grande chance, sono entrato comunque tardi, Andiamo contro Undertaker. Ciao Undertaker. Vai comandone. Subito Undertaker si salva. Aia. Attenzione, subito rischio. Ma il comandone si salva. Ancora grandissimo Undertaker. Ho scelto proprio l'avversario peggiore, Grandissimo comandone contro mossa. Vediamo il prossimo. Ric Flair. Grandissimo Ric Flair. Dai che Undertaker va fuori. No. Grandissimo comandone. Ciao Undertaker. Vabbè, saliamo Goldberg con mio amico. Spear, no! Spear fatta di merda. Pedigree su Goldberg. Ciao Bill. Sangue anche per Goldberg. Comeback di Goldberg. Attenzione, no, che cagata che ho fatto.
Dai che Goldberg è abbastanza distrutto. No, ho sbagliato. Merda, sgambetto di Goldberg. Ancora Goldberg. Bisogna buttare fuori Big Show. Proviamoci, comandone. Bella, bella. E Big Show è fuori. Mamma che occasione che ho. Chris Benoit. Oddio, questo è uno specialista. Questo ha vinto la Royal Rumble partendo per primo. Questo è il vero specialista. Devo usare la mossa per buttarlo all'angolo. Grande Goldberg però. Come dare una bella chance, ragazzi, Grandissimo il cumene della mano a Goldberg contro Ric Flair. Mini alleanza. Goldberg si salva. E ancora si salva Goldberg. Ma adesso no. Ma adesso no. Ciao ciao Bill. Ciao ciao Bill. E fuori anche Goldberg. Il comandante sta giocando veramente alla grande. Brodus Clay, ragazzi, che ha appena vinto il titolo degli Stati Uniti. Ha la chance di vincere anche. Attenzione, no. Grande comandone. Grande veneziano. Brodus Clay è un momento incredibile. Proprio tu Triple H nel titolo degli Stati Uniti vuole vincere anche la Royal Rumble. Si salva Benoit. Benoit è uno specialista a non andare contro Benoit, comandone. Grande. Proviamoci. Proviamoci. Merda. Merda. Grande. Dal miracolo. Che miracolo! E il cubetone ha buttato fuori anche Benoit. Adesso c'è non netto Ric Flair e Brodus Clay. Ragazzi, alla fine non ci sono grandi giocatori, grandi wrestler. Grande. E Brodus Clay si salva. Ragazzi, ne mancano pochi, Posso vincere anche il Royal Rumble e entrare nel Gotha dei grandi. Sheamus, questo è forte. Grande Brodus Clay. Grande comandone. E anche Brodus Clay fuori, dai. Merda. E Brodus Clay fa una contromossa, puttana miseria. Attenzione, rischia tantissimo adesso il comandone, adesso veramente rischia il comandone. Aia, aia. No, merda, no. Merda, sono fuori, sono fuori. No, mi sono salvato, miracolo. Ragazzi, Eddie Guerrero è entrato Eddie. È entrata la rassa. No, potevo fare la mossa finale, che coglione. Dai, che Brodus Clay deve andare fuori dai maroni. Proviamoci adesso. Che ha fatto il miracolo prima con Benoit. E ancora miracolo di Q del comandone. Sheamus si salva. Grande comandone. Aia, Sheamus si salva. Madonna, missile di Sheamus. Martellata di Sheamus. Vai comandone, provaci almeno, provaci a portare a casa sta Royal. Merda, adesso rischiamo tanto. Adesso rischiamo. Adesso rischiamo di brutto, ragazzi. Grande comandone, che cuore. Pedigree del comandone, chi se ne frega. Spacchiamo le balle a Sheamus. Grande veneziano.
Sheamus si salva. DDT comendiana. Buttiamolo fuori, ma ancora contromossa di Sheamus. Contromossa di Sheamus. Comeback comendiano. Ric Flair è distrutto, Ric Flair è distrutto. Invece Ric Flair si salva all'ultimo. Contromossa di Ric. Attenzione di Guerrero per buttare fuori Sheamus, forse lo butta fuori. Grandissimo la rassa. Attenzione Ric Flair. No, ho sbagliato. Ric Flair si salva. Noi come prova a fare l'ennesimo miracolo. Ciao Ric, ed è Eddie Guerrero comendone. Gli ultimi due. Non ci credo ragazzi, sono in finale della Royal Rumble. Sono in finale della Royal Rumble. Eddie Guerrero comendone. Questo è duro però, eh. Voglio vincere anche la Royal Rumble. No, non posso perderla proprio adesso. Grande veneziano. DDT veneziana. Dai, buttalo fuori. E siamo campioni. Abbiamo vinto anche la Royal Rumble. Siamo campioni del WWE e abbiamo vinto anche la Royal Rumble. Quindi andiamo al pay per view di WrestleMania da dominatori assoluti. Questo è il commento ragazzi. Ragazzi, è stato un pay per view meraviglioso, un pay per view incredibile. Mamma mia che stanchezza. 40 minuti di Royal Rumble incredibile. Buono raga, un saluto dal commentone veneziano perché è veramente distrutto. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.